Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Siamo arrivati al fatidico 30 di giugno, domani comincia la nuova stagione e ovviamente il Cagliari, sebbene si sappia, l'allenatore ancora non ce l'ha, ma questa cosa non mi stupisce in nessun modo. Tra l'altro sembra che tutto questo sia dovuto a delle complicazioni per quanto riguarda l'ingaggio di Luperto, che avrebbe chiesto 1 milione a stagione, mentre il Cagliari gliene offriva circa 200-300 mila, stando a quello che ho letto. Poi non so se sia la verità o meno, però è simpatica questa cosa perché fa vedere la diversa visione di tutti e due i giocatori. Io penso che, come sempre, il compromesso, la scelta giusta sia in mezzo, perché Luperto 1 milione all'anno, ma chi te lo dà? E Cagliari, tu vai a prendere un giocatore dandogli soltanto 200-300 mila euro, se è una giovane promessa pure pure, ma essendo un classe 96 che comunque in Serie A ci ha giocato, mi sembra un po' poco come offerta d'ingaggio. Comunque, non è questo l'argomento di questo video, è tutt'altro, è un argomento che a me tocca e non poco, è un argomento che a me sinceramente fa molto arrabbiare, per usare un eufemismo, perché tralasciando la cessione di Dossena al Como, che sapevamo e non ci stupisce più di tanto, mi dispiace perché credo che un altro anno al Cagliari gli avrebbe fatto bene, ma è giusto per il suo proseguo di carriera che vada a finire in una squadra che abbia un progetto, che abbia un'idea, che abbia una concretezza sul campo piuttosto che restare a marcire al Cagliari. Ma io vi voglio parlare della cessione invece di De Socus, perché è una cessione che a me ha fatto male, che non riesco a comprendere, o meglio, riesco a comprendere, ma mi dà fastidio a livello concettuale il motivo per cui è stato fatto. Cos'è successo? De Socus è stato ceduto al Cittadella con la formula del titolo definitivo, però il Cagliari possiede la recompra. Al momento attuale, perlomeno io non so le cifre di questa operazione. Non so quindi per quanto sia stato ceduto al Cittadella in Serie B e non so per quanto il Cagliari possa effettivamente ricomprarlo. Il problema, per come la vedo io, è concettuale. Tralasciando che prima mi è arrivata la notifica che sono stati rinnovati i contratti di Pisacane e il suo secondo, che mi fa piacere, perché comunque credo che quest'anno in primavera abbiano fatto abbastanza bene. Forse hanno addirittura centrato i playoff, credo, non lo so. Purtroppo non l'ho seguita più di tanto, anzi non l'ho seguita per niente la primavera quest'anno. La cessione di De Socus mi fa incazzare perché io non capisco a questo punto qual è il senso di avere un settore giovanile. Mm, non ha senso. Cioè, smantelliamo totalmente la primavera, smantelliamo le under 19, under 18, under 17, tutte, pure le scuole calcio. Che ce l'avemo a fa'? Se tanto noi sui giovani non ci puntiamo, ma li andiamo a prendere da altri, non ha il beneamato senso. E io mi rendo sempre di più conto quanto manchi la cultura del saper crescere i giovani. Calafiori, ragazzi, non è che è sbucato così all'improvviso. Calafiori ha giocato per brevissimo tempo con la Roma, è un figlio del settore giovanile della Roma. Il settore giovanile della Roma, ne parlai anni fa, ha sfornato tanti talenti. Alcuni non sono stati minimamente valorizzati dai giallorossi e sono andati a fare le fortune di altre squadre. E noi stiamo commettendo lo stesso identico errore. Mi so perso. Calafiori, la Roma non ci ha puntato. E si è persa, e direi un gran bel difensore centrale. Perché poi era stato, se non mi sbaglio, ceduto al Basilea. Dal Basilea è andato al Bologna. E dal Bologna adesso è titolare nella nazionale maggiore. Calafiori. Il Basilea, ma non solo il Basilea, così come tantissime altre squadre, hanno le palle di far giocare i giovani. Allora, c'è un pensiero che io non riesco a comprendere nei tifosi del Cagliari. Io non capisco su
quali giovani bisogna effettivamente puntare, perché io vedo che per loro, per la maggior parte, tra l'altro credo che devo mettere in carica la luce perché si sta per scaricare, per la maggior parte dei tifosi, ma anche in generale, non solo del Cagliari, salvo rare eccezioni di qualche rara squadra, si è spenta proprio, bene. Dove cazzo sta il tasto? Ecco qua. Perfetto, mo c'è un po' più luce. Salvo qualche rara eccezione, i giovani su cui puntare sono quelli che sostanzialmente sono già fenomeni a 15-16 anni. E il problema è che è giusto e doveroso e legittimo puntare su questo tipo di giovani, ma questo tipo di giovani sono lo 0,0000001% di tutti i settori giovanili. Tu i giovani te li devi far costruire, te li devi costruire, devi farli giocare. Vi faccio questo banale esempio per farvi capire. Tutti, diciamo tutti, dai, dicono che i giovani bisogna mandarli in categorie minori a farsi le ossa. E potrei anche essere d'accordo con questa opinione. Se non fosse che poi una volta tornati puntualmente dal prestito in squadra X o squadra Y che merita o in Serie B o in Serie C, puntualmente si dica, ma non è ancora pronto per giocare in Serie A. Io dico, come cazzo facciamo a dire che non è ancora pronto per giocare in Serie A? Vi ricordo che noi giochiamo in Serie A con De Iola, che penso sia stato uno dei giocatori più anonimi che il settore giovanile del Cagliari abbia mai fornito. E abbiamo regalato con i vari prestiti a squadre di Serie C un giocatore come Contini, che è stato il capocannoniere del campionato primavera. Capite che non ha un cazzo di senso se tu in prima squadra mi tieni uno come De Iola e mi cedi uno come Contini. E lo stesso discorso vale con De Socus. Io su Instagram ho commentato, non sul profilo del Cagliari, ma sul profilo di Solo Cagliari, che ha pubblicato la grafica di De Socus che era stato ceduto. Non mi ricordo precisamente cosa ho scritto. Io, per onestà intellettuale, ve lo cito paro paro, giusto per essere sinceri. Allora, dov'è? Solo Cagliari. Eccolo qua. De Socus, perfetto. Ho scritto tutto questo non ha senso. E c'è stato un utente che mi ha risposto dicendomi: perché cosa ha dimostrato sino ad ora De Socus? Io a questo utente gli ho risposto in un altro modo, però risponderei banalmente: gli è stata data la possibilità di dimostrare qualcosa a De Socus, perché sotto questo punto di vista immaginatevi Football Manager, ok? Allora, il gioco Football Manager ha una cosa molto logica. Se un giocatore ha un grande, enorme potenziale e lo si manda a giocare in maniera fissa, in maniera continuativa, in categorie in cui il miglior giocatore che milita in quella categoria è nettamente al di sotto delle potenzialità di quel giocatore si livellerà a livello del campionato. Quindi non riuscirà ad andare oltre perché è castrato a livelli di prestazioni, a livello di, come posso dire, di competitività. Su quel livello non riuscirà ad andare oltre. E stessa cosa è quello che succede per i giocatori normali, sostanzialmente. Se tu li blocchi in un livello che non è il loro, non riusciranno mai a dare il loro potenziale. Io De Socus l'ho sempre ammirato, così ho ammirato anche Biancu. Biancu è un altro mio grande rimpianto che secondo me poteva fare benissimo. Tutti e due hanno fatto bene nei rispettivi precampionati all'epoca. De Socus, se non mi sbaglio, contro lo Strasburgo ha praticamente, come posso dire,
ha sovrastato la difesa dello Strasburgo, squadra che noi stavamo in Serie B e se non mi sbaglio, o meglio, eravamo appena retrocessi e avevamo vinto contro lo Strasburgo e c'era Liverani in panchina, quindi per farvi capire. De Socus è un trequartista barra ala che può fare ma veramente tanto al caso nostro, perché è quello che ti parte col piede opposto, si accentra e tira, è quello che ha dribbling, è quello che con la velocità ti brucia la difesa avversaria, il baricentro basso. Noi l'abbiamo mandato via e lo abbiamo mandato via perché fino adesso De Socus cosa ha dimostrato? E io ribadisco la domanda, ma noi che possibilità gli abbiamo dato a De Socus di potersi dimostrare? Ma non in Serie C o in Serie B, in Serie A. Perché per prendere la patente della macchina, tu la macchina la devi guidare. Non è che prendi la patente per la macchina cominciando dal triciclo. Non è che vai a scuola guida e per capire se puoi guidare la macchina ti cominciano a far guidare triciclo. Smettiamola con questo ragionamento perché così non andremo mai avanti. I giovani non riusciremo mai a svilupparli e saremo costretti ad andare a prendere quelli degli altri. Saremo costantemente una società succube, una società che dovrà campare sugli altri giocatori e non su quelli che riesce a sfornare perché secondo loro un giovane per poter valere deve essere o Barella o Mbappé. Non è così che funziona. I giovani te li devi saper costruire, te li devi costruire tu, te li devi modellare. Basta con questo ragionamento che non ha il minimo senso di esistere. Io sono contentissimo per Jacopo, lo dico a malincuore perché io avrei voluto che giocasse con noi in Serie A, perché secondo me ha le carte in tavola per poter giocare in Serie A. Le ha. Perché vedo certi scempi in Serie A e non penso che lui sia al di sotto di tantissimi altri giocatori. Quindi non capisco veramente il senso. Sono contento per lui perché ha così le possibilità di dimostrarsi, di giocarsi le sue carte. Tra l'altro il Cittadella è un ambiente che tende a valorizzare molto i giovani. Quindi sono stracontento per lui. Però noi ci stiamo soltanto perdendo. Noi ci stiamo soltanto perdendo. Il Pontedera è, penso, è stato l'anno scorso, credo, cioè la stagione che è appena finita, un coacerbo di ex Cagliari. I primi tre che mi vengono in mente, Ladinetti, Del Pupo e Ciocci, stavano tutti e tre al Pontedera. E se non mi sbaglio, quest'anno il Pontedera credo abbia ottenuto la posizione più alta in classifica della sua storia. Però correggetemi se sbaglio perché potrei tranquillamente sbagliarmi. Io non riesco a capire questo. Perché non valorizziamo i nostri giovani? Perché? Che senso ha mandarli in prestito continuamente senza mai puntarci? Ma a questo punto non conviene abolire la primavera, abolire tutti i settori giovanili e campare di calciomercato? Così. È una cosa che veramente faccio fatica a comprendere e faccio ancora più fatica a comprendere il ragionamento dei tifosi. Perché puntare sui giovani è un qualcosa che ha praticamente solo e soltanto pro. I più, che sono contrari alla mia idea, mi potrebbero rispondere, perché a me piace sempre fare anche l'avvocato del diavolo, no? Mi potrebbero dire, ma Miro, se poi i giocatori, i giovani, tu li porti in prima squadra e fanno male, che fai? Li rispedisci in primavera. Se in determinate situazioni tu metti tutte le carte in tavola al giovane di poter giocare in Serie A e per giocare in Serie A, attenzione, non intendo giocare titolare, ma bastano anche quei 15-20 minuti a fine partita per testare le qualità del ragazzo in diversi momenti di partita, magari una volta in cui siamo in vantaggio, una volta in cui stiamo pareggiando, una volta in cui stiamo perdendo, magari in inferiorità numerica con l'avversario in campo in un determinato modo, ma mi servono almeno 15 partite durante tutto l'arco dell'anno per capire se quel giovane è pronto.
Se non è pronto, amen, tu ci hai provato. In quel caso posso legittimare e comprendere una cessione, perché tu stai militando in quella categoria, il giocatore ha dimostrato che in quella categoria non è ancora pronto per giocarci, lo vai a cedere in prestito, a titolo definitivo, quello dipende dalla società, ma lì hai tutte le ragioni del caso per farlo. Lì sì, ma fino a quel momento su quali basi? Su quali basi tu vai a cedere un giovane? A me questa cosa mi fa di una rabbia che voi non avete idea. Veramente, non avete idea. Comunque, siamo arrivati a 15 minuti di video. Concludo facendo una piccola parentesi per quanto riguarda l'Italia. Chi la vuole sentire la senta, se no agli altri il video finisce qui. L'Italia di ieri è stata veramente imbarazzante. Io, come ho fatto una storia su Instagram dicendo che dopo aver visto questo Di Lorenzo giocare non criticherò più Zappa perché sono riuscito a vedere uno che è peggio di lui. E sicuramente le prestazioni di Di Lorenzo sono figlie di tutto questo europeo, di tutta l'annata, ehm, annata, se così si può definire, per la preparazione all'europeo. È stata una squadra male amalgamata, ci sono degli interpreti che non facevano al caso di Spalletti. Se si vuole continuare con Spalletti è chiaro che bisognerà rifare da zero tutte le convocazioni perché ci sono stati elementi che non hanno portato assolutamente nulla. Mi dispiace dirlo, ma per esempio uno di quelli è Scamacca che in queste 4 partite l'ho visto principalmente fare quello che deve fare, ovvero l'attaccante boa, fare le sponde e cercare il contatto fisico con i difensori per far salire la squadra, ma quando doveva giocare palla puntualmente lo faceva di tacco. Non ho visto, tranne il primo tempo contro l'Albania, una squadra ben amalgamata, una squadra affiatata. Abbiamo fatto i galletti con l'Albania perché l'Albania, se andiamo a vedere, non è niente di che come squadra. Contro la Spagna è grasso che cola che abbiamo perso soltanto 1-0, tra l'altro per autogol di uno dei migliori giocatori che amo quest'anno. È uno di quelli che ha, secondo me, dimostrato di più, è uno dei pochi che ha fatto bene. Poi il resto è tutto da bocciare, salvo solo Donnarumma, salvo solo Barella e Calafiori, perché tutto il resto ha fatto male, ma male, male, male. Se si vuole giocare così, bisogna capire che Jorginho non può più fare al caso nostro. L'attacco va totalmente rivoluzionato, bisogna portare in squadra delle punte che possano rendersi pericolose là davanti, perché abbiamo fatto ridere. Cioè, di 3 gol, no, allora, 2 con l'Albania, uno con la Croazia e 0 con la Svizzera. Quindi sì, 3 gol. Di 3 gol, nessuno dei tre è stato segnato da una prima punta. Hanno segnato un difensore centrale, che è Bastoni, che però messo come centrale centrale non ha reso bene, secondo me. Barella e Zaccagni. Un'ala che ha il vizio del gol, assolutamente sì, ma non è una prima punta. Non è una prima punta. Ci sono dei problemi enormi e mi auguro che si incominci il percorso verso il mondiale del 2026. Tra l'altro un mondiale che, se non mi sbaglio, sarà a 36-48 squadre. Comunque ce ne saranno 12 in più rispetto alla scorsa edizione, quindi vediamo di non fa figure di merda pure stavolta, che entrano cani e porci dentro a sto mondiale, per favore. E mi auguro che Spalletti abbia capito i suoi errori, abbia tutto il tempo per studiare come rimediare e con chi rimediare, e mi auguro di fare una bella figura sia in Nations League che al mondiale e alle qualificazioni mondiali. Questo è il mio pensiero. E niente ragazzi, detto questo il video finisce qui. Scusate lo sfogo, ma veramente quando si parla dei giovani mi sale il sangue al cervello, perché è un qualcosa che non esiste, l'argomentazione per il non portare i giovani in prima squadra.
Comunque il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.